Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends on the place you are watching for. Welcome to God Glory Happy Kitchen. Welcome to our channel. I greet you with your time, guys. Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dove si sta guardando questo video. Io saluto voi come vostro adesso, benvenuto a God Glory Happy Kitchen, benvenuto nel nostro canale. Oggi facciamo cioccolatino sano, questo qua. Today guys, we want to make chocolates, small chocolates to give as a present, you know. Ingredients we need for this present chocolate is 200 grams of dry biscuit, any type of biscuit at all, you can easily use it. 50 grams of white chocolate, this 100 grams. As you can see, I break it, these are 50-50, I'm going to use 50. 2 banana, 50 grams of coconut flour. Ingredienti che serve per quello cioccolatino: 2 banana, 50 grammi di grattugiata di cocco, farina di cocco come si chiama, 200 grammi di biscotti secca, qualsiasi biscotti come vedi, 50 grammi di cioccolato bianco, il 100 è così, tu vedi il 100 io ho tagliato in due, 50 così, io voglio usare 50. Prima di tutto, noi devi frullare il nostro biscotto. We have to blend our biscuit. This is our blender. We have to add our biscuit to it. If you don't want to blend, you can easily break it normal. Se non vuoi frullare, tu puoi schiacciarla con schiaccia qualche patata o quello che è. Frulliamo. Guys, we already blend our biscuit as you can see it. We have to add our banana into it. Ho frullato il nostro biscotto come vedi, uniamo il nostro banana, we have to add it to the biscuit e schiaccia con forchetta o con cucchiaio, qualsiasi cosa che tu ce l'ha. You have to press it with a fork or spoon, anything at all. You have to press it very well. I add some of the coconut flour into it, andiamo un po' di farina di cocco dentro, non tutto perché serviamo riesce, we need the rest later. So as you can see, I already used the banana to match the banana, mix it with biscuit. As you can see the consistencies we have now. Io ho schiacciato banana mischiato insieme ai biscotti, hai visto come è diventato denso? Quindi asciutto a bagnomaria al cioccolato bianco o microonde. If you like, you can easily make it from microwave. Our white chocolate, so we need a stamp like this. We have to put it to take inside the freezer. Just like this. I will now remove the excess. Togliamo accesso. Then we'll now take this time to fridge or freezer to rest for 30 minutes before we add our chocolate, our biscuit to it. Adesso li mettiamo frigo per riposare per mezz'ora, poi uniamo il nostro biscotti dentro. Chocolate is pressing, we have to take our pasta, just do it like this. Put it inside the coconut, just like this. Create a ball like this, e noi fa così, tutti pallina così. Facciamo tutti pallina così. So we have to do all the ball like this. Ok? Quindi facciamo tutto e così. And see, we are finished doing the ball as well. We have to take it to fridge to rest 30 minutes. Abbiamo finito papalline, mettiamo a frigorifero per riposa mezz'ora. 30 minutes, guys. Dopo 30 minuti, as you can see, it's already vlog. We have to take our chocolate into it.
just like this. Nostro farina dentro, so you can see, just like this. So they will not take the red chocolate to cover it. As ragazzi, noi devi coprire con cioccolato bianco. You have to cover it up with this white chocolate. So we'll now take it to the fridge and rest for another 1 hour. Noi devi portiamo frigorifero, riposare per un'ora o mezz'ora, come voi, quello che volete. So we'll be right back. After 1 hour, we have to take it out of the fridge. Dopo un'ora, ritole dentro. Oh guys, just break. You have to do it gently, 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 gently. We have to take up part like this. You can see I already removed the chocolate out of the stamp. Come vedi, io ho cioccolato dentro stampino. This is the white chocolate too. Our chocolate, and this is the normal one. Questo normale. Un po' cioccolato e un po' normale. Chocolatino. Yeah. Our small chocolate is set. Guys, our chocolate is set. If you like this recipe, what are you waiting for? Just give a huge thumbs up and don't forget to subscribe on our YouTube channel if you are not subscribed yet. If you already subscribed here before, thank you. God bless you. We see you on our next video. We see our channel. Thank you for your watching. Share this video with your friend, with your family, friend, with your contacts, through Facebook, through WhatsApp. Thank you for your watching. One love. God bless. Ciao ragazzi, il nostro cioccolatino è pronto. Se piace quello ricetta, cosa aspetto? E pollice in su e non metterà per iscrivervi al nostro canale se tu non ancora fatto. Se hai iscritto qua prima, grazie di Benetica. Ci vediamo nel nostro prossimo video, ci vediamo nel nostro canale. Se fai iscrizione non metterà per iscriverti al campanello, così ogni volta che abbiamo ricarica un nuovo video, tu prima persona che riceve il messaggio. Divido questo video con tua contatti, tua famiglia, su Instagram, Facebook, WhatsApp. Grazie che avete guardato quello ricetta di Benetica. Let me show you guys inside. Mi vuoi nuclear? Very gentle come in. Ciao. Bye bye. God bless.